Allora, buongiorno a tutti, io sono quello che ha fatto spostare il pranzo. Cercherò di essere meno invadente nei prossimi minuti, nella prossima ora. Allora, non so se sentite, spero di sì, io sento un po' di riposo. Dunque, intanto ringrazio voi, ringrazio i regionali che mi hanno invitato, saluto un po' di amici con cui ho fatto brevi o lunghi tratti di strada, ma insomma sono molti significativi. Che dire, dunque io mi sono trovato a collaborare alla scrittura di questo documento, questo qui, che come sapete è uno strumento di lavoro, è stato chiamato, no? Poi adesso vedremo un pochino meglio. Ho messo insieme dei contributi che le branche, il Comitato Nazionale, quindi le branche nazionali del Comitato su cui avevano riflettuto, e quindi ecco, mettendoci assieme anche un po' del mio, è uscito questo documento. Allora, il primo punto, da cui volevo partire, volevo condividere con voi alcune brevi riflessioni, cercherò insomma di non tediarvi lungamente. L'associazione sta facendo questo percorso che è educare alla vita cristiana, di cui questo documento Emmaus appunto è un momento, è un passaggio. Come capite, un piccolo documento di 20 pagine non è il grande progetto che ha in mente l'associazione, no? Però secondo me è utile soffermarci su alcuni punti. La prima cosa, direi, è utile partire proprio da questo tema, educare alla vita cristiana. Diciamo che guardando queste tre parole, la prima provo a restituirvi alcune idee, alcune domande, osservazioni che sono alla base di questa riflessione. La prima è quella centrale, vita. No? Allora, siamo partiti, ve la butto lì un po' come se fosse una provocazione, da questo concetto, da questa idea. C'è qualcuno che può dire sono cristiano quando vado a messa, ma poi la vita è un'altra cosa. Penso che tutti, anche osservando i nostri ragazzi, abbiamo visto questa cosa, no? Abbiamo osservato questa cosa. Però parlando di vita cristiana, il tema è che non si intende una cosa diversa dalla nostra vita quotidiana. Cioè non siamo vite parallele, non so come dire, non siamo persone che fanno gli scout, poi persone che, nel caso dei ragazzi, vanno a scuola, vanno all'università, nel caso di noi adulti lavorano, e tutti questi sono delle vite diverse. C'è un'unica vita che deve essere interessata, dall'annuncio del Vangelo, no? Alcuni anni fa i nostri vescovi hanno scritto una bellissima lettera ai cercatori di Dio. Ecco, in questa lettera loro dicono: i discepoli di Gesù che credono alla vita e la amano si sentono interpellati a questo livello proprio sulla loro identità. Cioè, capite? Il punto è che non è che la vita di fede dice qualcosa a un pezzo della mia vita diversa da quella di quando io sono scout, di quando io lavoro, di quando amo una persona, di quando cresco i miei figli. Non ci sono più vite, ce n'è una sola. Ecco, questa bisogna avere a mente quando parliamo di educare alla vita cristiana, no? Quindi la vita è un unicum. Il secondo aspetto è proprio il tema cristiana. Vita, adesso andiamo su cristiana. Ecco, l'altra osservazione è che alcuni dicono che per essere cristiani bisogna conoscere i contenuti della fede. No? Siamo molto preoccupati
dei contenuti della fede. Con i contenuti giusti siamo dentro, con i contenuti sbagliati siamo fuori. Ecco, questo documento e la riflessione che sta facendo l'associazione dice: la vita diventa cristiana nel momento in cui si riconosce la propria esistenza abitata non da una generica divinità, no? C'è qualcosa oltre, ma dalla presenza concreta di Dio nella mia storia. Questo è il grande annuncio, cioè la presenza di Dio nella mia storia. Se ci pensate, tutte le immagini dei grandi santi, a partire dalla Vergine Maria, ma pensiamo ai nostri santi, San Francesco, cioè, sono tutti abitati, sono tutti un riconoscimento di come questo Dio entra nella mia storia. Cioè il Francesco davanti al crocifisso che dice, che gli parla e gli chiede un intervento, è il Dio che entra nella sua storia. Ecco, questa è la vita cristiana, è riconoscere questa presenza dentro la propria vita. Ce lo ricorda anche Benedetto XVI con la Deus Caritas Est, quando dice che all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, cioè non è una scelta morale, non è un'idea, un concetto, ma c'è l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla nostra vita un nuovo orizzonte. Noi spesso dimentichiamo che appunto essere cristiani non è solamente, non confondiamo ciò che ne deriva con ciò che è presupposto. Ne derivano scelte etiche, ne derivano scelte di vita consapevole in un certo modo, ma il presupposto è riconoscere che incontriamo Dio nella nostra storia. Il terzo punto è educare. Ecco, qui alcuni dicono essere cristiani, i nostri ragazzi ce lo possono dire tutti i giorni, essere cristiani è una cosa complicata, non sono capace. Capite che qui la questione educativa è fondamentale, no? Ed è quella di aiutare le persone che a noi sono affidate a vivere le diverse fasi della vita alla luce del Vangelo. Quindi se nella vita, che è un'unica vita, è cristiana, riconosco la presenza di Dio, l'opzione educativa è fondamentale. Vuol dire accompagnare questi ragazzi. Capite che qui ci sono due considerazioni, no, che possiamo fare. Una è che l'annuncio cristiano comprende alcuni contenuti precisi. Quindi torniamo al punto di prima, no? Per essere cristiani bisogna conoscere dei contenuti. Sì, comprendono dei contenuti precisi, no? Come si sono svolte le vicende del popolo di Israele, come Dio è intervenuto, ci sono dei contenuti, ma non è quello il punto. Il punto è l'incontro. È possibile proporre, e nella nostra azione educativa, proporre un incontro salvifico con Dio, questo è il problema. E la seconda è, la misura e anche a volte la distanza che c'è tra la pienezza, di questo incontro e l'essere in evoluzione del ragazzo, ma con tutte le sue fragilità. Queste fragilità vanno colte e accolte. Quindi capite che quando parliamo di educare la vita cristiana non è un problema o solamente di dirsi alcuni contenuti importanti, è un problema di comprendere la profondità dell'opzione educativa che abbiamo davanti e di comprendere i termini di quello che vogliamo proporre. Ecco, ritengo quindi, e il documento anche lo propone, che c'è
un cambiamento di mentalità da portare avanti, è stato chiamato così per cercare un po' anche di risvegliare le nostre menti dal torpore del sonno. La Gesci ci sta dicendo c'è un cambiamento di mentalità da portare avanti. E io vorrei soffermarmi su 3 aspetti che, come dire, ci possono illustrare questo cambiamento. Il primo è questo della dimensione esperienziale. Ecco, il nostro metodo davvero che cosa propone? Perché lo scautismo propone un approccio basato sulle esperienze? Ecco, tutti abbiamo sentito molte volte parlare di scautismo come palestra di vita. Il termine della palestra appunto richiama allenamento, la ripetizione di gesti, di azioni. È un apprendimento attraverso l'assimilazione. E che cosa c'è da apprendere? Ovviamente la vita, come si vive, no? Vi ricordate lo slogan dei 100 anni dello scautismo: si impara da piccoli a diventare grandi. Ecco, è la vita a cui lo scautismo si rifà, pensando che delle esperienze, certe esperienze, possano essere maestre di vita. Quindi non parole, discorsi, concetti passati attraverso un apprendimento esclusivamente mnemonico o mentale, ma attraverso cose concrete, vissute davvero. Capite che questo dice come lo scautismo si approccia alla comprensione dei significati. Io, come voi, ho studiato la storia del Risorgimento e la storia di Garibaldi. Ho studiata, adesso ho 56 anni, ho studiata una quarantina di anni fa. Io non mi ricordo dove è sbarcato Garibaldi, con i 1000. Non me lo ricordo, eppure l'ho studiato. E devo dire, andavo anche bene a scuola. Però mi ricordo qui chiarissimamente il dolore della sederata che ho dato quando sono caduto dal tavolo della squadriglia, dalla filagna, perché era stata fatta male la legatura quadrata che teneva sul tavolo. Quello me lo ricordo ancora, e avevo più o meno la stessa età. Il teorema di Pitagora io non lo saprei spiegare oggi, eppure l'ho studiato. Ma mi ricordo ancora quell'impresa fantastica che mi ha portato a dormire, a me ragazzo di Roma, quindi non stiamo parlando di un esquinese del Polo Nord, dentro un igloo sul Terminillo, che è un monte vicino Roma, neanche troppo alto, e la mattina a capire che, cominciando a gocciare, l'igloo si stava squagliando, perché ovviamente non c'erano le temperature del Polo Nord. Ecco, capite, l'assimilazione, cioè l'esperienza, è qualcosa che rimane dentro, cattura le corde più profonde e si ripropone, quell'esperienza si ripropone quando diventa necessaria. Quando poi c'è da organizzare qualcosa, sai che, come fa bene la legatura quadrata, anche l'organizzazione di una cosa va fatta bene. Sai che i materiali decadono, hanno la loro, il gelo del ghiaccio si scioglie, cioè sai come interpretare certi segni che ti dà la realtà circostante, e così via, no? È chiaro, abbiamo capito tutti dove voglio arrivare. Cioè il punto è che immaginate che a volte noi, anzi direi una constatazione, noi vogliamo spiegare
o annunciare la fede, spiegare Gesù come spieghiamo Garibaldi. Cioè, è successo questo, poi è successo quest'altro, ma non ti ricordi quanti sono quelli, quanti erano quelli? Sì, è importante poi sapere anche queste cose, ma il punto è che c'è da assimilare qualcosa. Ecco, lo scautismo propone questo approccio esperienziale. Pensate cosa questo significhi nel mondo dell'educazione alla fede, no? Ecco, nell'ambito dell'educazione alla fede significa allora mettersi sulla strada come Gesù. No? Abbiamo Emmaus, il racconto principe, se volete, no? Assieme a tanti altri, ma insomma dice proprio questo. Gesù si mette sulla strada, si mette a fianco a due spiritissimi che scappano da Gerusalemme nel giorno della resurrezione. Cioè Gesù poteva, no, fare il grande show, eccomi qua, sono risorto, invece va a pescare due discepoli, neanche tra i più importanti, che se ne vanno sconsolati fuori da Gerusalemme. Vedete, è una cosa totalmente diversa. Non è importante sapere che dov'è lo sbarco dei 1000, il punto è che Gesù si è messo con loro sulla strada. Quindi è molto diverso, no? Mettersi sulla strada, vivere la comunità come Gesù ci ha insegnato, sperimentare la vita insieme, no? Con le gioie e le difficoltà. Ecco, questo è totalmente quindi diverso da una fede intesa come istruzione religiosa, come trasmessa attraverso dei concetti, delle cose da imparare, degli album da colorare. Catechismo, no? Molto spesso io vedo in parrocchia da me questi grandi album, bambini che a scuola praticamente, no, colorano, disegnano. Ecco, quando mia figlia, la seconda, una dozzina di anni fa, adesso ho 21 anni, quindi 10 anni fa, circa una dozzina di anni fa, si preparava la comunione, le catechiste le avevano dato, aspetta che adesso vi faccio vedere perché è un'esclusiva qui per l'Assemblea della Regione Veneto, ok? Una slide di più che non c'era. Allora, gli è stato dato il Vangelo, no? E nella nostra parrocchia le aule del catechismo sono nominate con i nomi dei santi, no? Quindi c'è l'aula San Francesco, l'aula San Paolo e così via. Mi capita tra le mani questo Vangeletto di mia figlia e trovo scritto questo. Allora, il Vangelo, che dovrebbe essere, no, come dice il rinnovamento della catechesi, la parola di Dio è lo strumento per la catechesi, là in alto a sinistra ha diligentemente segnato il nome e cognome, la classe, San Francesco, la scuola, Sant'Ugo, è la mia parrocchia. Ho un documento originale, non è che è falso. Giorgia te lo ricorderai forse perché l'ho fatto vedere quel tempo fa. A me mi ha fatto tanto pensare questa cosa. Cioè, il catechismo, la scuola di Gesù, è ancora quello che passa in tante realtà, in tante situazioni. Io lo vedo nella mia parrocchia, che pure si vanta, di essere un po' all'avanguardia, ma noi siamo così. Cioè, il catechismo, l'istruzione religiosa, è ancora quello che viene utilizzato largamente. Dobbiamo dire che è sbagliato? No, io non voglio dire che è sbagliato. Voglio dire che lo scautismo è un'altra cosa. Cioè, ha un modo diverso di proporre questo approccio ai contenuti. Non è la scuola di Gesù, come non è la scuola per imparare a vivere nella natura, come non è, capito, la scuola e così via.
via. È una cosa diversa. Dobbiamo esserne consapevoli, però. È diverso. E diversamente dobbiamo proporre anche l'esperienza di fede. Quante volte anche noi, no, abbiamo vissuto, abbiamo fatto strada, abbiamo giocato con i nostri giochetti dello cielo, abbiamo riso, abbiamo cantato, poi ci fermiamo e c'è il momento fede. Ecco, prendendo spunto dall'ultima proposta educativa che è arrivato qualche giorno fa, il momento fede, il punto fede non esiste. C'è un bell'articolo che dice il punto fede non esiste. È un po' provocatorio, no? Perché diciamo con una situazione cattolica, impegnata. Ecco, diciamolo così, il punto fede non esiste perché o quella fede sta dentro la strada che ho fatto, dentro i giochi bellissimi che ho fatto, dentro l'avventura che ho vissuto, dentro quando si canta, si celebra, dentro questi percorsi, oppure è una cosa diversa. Capite? È come se andiamo al campo estivo e poi ci fermiamo e spieghiamo la teoria, la fisica di come sta in piedi un treppiedi. Non siamo abituati a farlo così, non abbiamo neanche le capacità di farlo. Stiamo sul nostro. Mi verrebbe da dire, facciamo le cose che sappiamo fare. Ecco, e tutti noi sappiamo che per riconoscere Dio, questo riconoscimento, no? Questa la possibilità di riconoscere Dio passa attraverso queste tre capacità che sono i doni anche che abbiamo ricevuto nel battesimo, no? La capacità profetica, sacerdotale e regale. Sono profezia, sappiamo tutti essere capaci di accogliere alla luce della parola il senso degli eventi vissuti, no? Quindi la profezia non è ti dico come fate il domino quello che avviene domani, ma è provo a capire quello che sta avvenendo oggi alla luce della parola di Dio. No? Giona che predica la conversione, Isaia e tutti questi profeti, lo stesso Mosè va in quella situazione a cercare di cambiare una situazione perché ha ascoltato una parola. Questa è la profezia per noi. La capacità sacerdotale è quella di portare la propria vita davanti a Dio, così com'è, con le difficoltà, le gioie, le difficoltà, i dolori, le cose belle che siamo e le cose meno belle che conosciamo magari solamente noi. Ecco, portare questa vita davanti a Dio. E poi la capacità regale. Io tante volte dico, ma a noi la figura del re dice poco. No? Il cappello che ancora dice qualcosa perché le regine ancora si propongono e cercano di diventare regine, io ovviamente lo auguro. Però dice poco. Non siamo più abituati a comprendere il nostro stare insieme appunto attraverso la figura di un re. La figura del re ci riporta alla figura del discernimento, alla figura al concetto, diciamo, al processo che è comprendere alla luce di quella parola ascoltata come la mia vita deve cambiare. Questo è il regno, è la novità del Vangelo che trasforma l'esistenza. E immagino che tutti possiamo riconoscere queste tre grandi dimensioni dentro l'esperienza dei due di Emmaus, no? Nel racconto dei due di Emmaus. Gesù si fa vicino, ma noi pensavamo che, ma come? Ma non sapevate che doveva accadere proprio questo, e a partire, no, da Mosè e da tutti i profeti, sentite, da Mosè e dai profeti, no? Dice tutto quello che doveva accadere. Ringraziano insieme, no, io vado, devo andare, ma no, dai, rimani con noi, ma no, ti preghiamo, rimani davvero con noi. Va bene, ringraziano insieme, quindi il momento dell'offrire quella vita
vita nuova, diciamo, compresa, e poi il momento del deve cambiare qualcosa. Nel documento abbiamo identificato questo verbo del generale, no? Che è una risposta, è qualcosa che mi spinge a dare vita nuova. Queste sono le tre dimensioni che noi dobbiamo valorizzare nei nostri percorsi di fede. Ecco, il documento poi propone questi verbi, no? Che sono verbi che richiamano un agire, sono state identificate come delle fasi. Vivere, incontrare, raccontare, raccontarsi e generare. Sono le fasi che strutturano la nostra proposta educativa. Se ci fate caso, ovviamente anche il cammino di Emmaus è proprio così, no? Si vive un'esperienza, c'è un incontro, c'è un racconto che diventa anche un raccontarsi, no? I due che dicono appunto, ma noi pensavamo che, ma poi non è solamente un racconto di altri, non so come dire, non c'è solamente un riferire eventi. Noi pensiamo spesso che le esperienze e i significati siano connessi un po' come sono le partite di calcio, no? Chiunque ha sentito una cronaca, la cronaca racconta, ti dice quello che sta accadendo, ma il significato di quella cosa non è la cronaca, è la riflessione su quell'esperienza che tu puoi riesprimere. Quindi, sì, hanno visto la stessa cosa, Gesù crocifisso, però due dicono, è un casino, è successo un casino. Noi pensavamo che fosse il più figo, invece è finito come tutti quegli altri ladroni. Vi ricordo che noi diciamo il buon ladrone, ma la crocifissione era quanto di peggio ci potesse essere. Ok? Era per il sistema giudiziario romano il peggio del peggio, tanto è vero che venivano crocifissi, venivano fatti morire in modo assurdo, proprio sulla croce, i chiodi, no? Muori da soffocamento, cioè non è una bella storia. Non è una bella storia. Quelli hanno visto quella cosa, poi c'è un altro che si fa loro compagno di strada e gli presenta una cosa diversa. Capite che allora alla fine qual è il senso della storia? Il senso non è la cronaca, non è la cronaca che si può fare, no? Come se noi facessimo la Via Crucis, immaginate che è la cronaca, no? Parte nella prima stazione, si ferma, cade, viene frustrato, poi riparte. Questo è quello che è successo. Poi il contenuto è come questi occhi diversi guardano a quello stesso evento. Quante volte ci siamo trovati anche nell'esperienza scout a guardare una cosa, no, semplice che tutti hanno visto, hanno vissuto insieme con occhi diversi. Perché è lì che viene fuori il contenuto, il significato di quell'esperienza. Ecco, allora, l'esperienza è il primo punto. Cosa fare allora? Aboliamo le attività di catechesi? Allora, se le nostre attività di catechesi devono essere attività scollegate dal resto delle esperienze che viviamo, indirizzate, come dire, a fornire solo dei contenuti moralistici, no? Etici. Devi essere così, devi essere colà. Ecco, probabilmente non è quello che serve, o non è quello che serve fare con il nostro stile, con il nostro metodo. Ok? Vi ricordo ancora che le attività e le esperienze che viviamo, ne abbiamo appena parlato, sono due cose diverse. L'attività è la cornice, cioè è ciò che noi mettiamo in piedi per permettere di riconoscere un'esperienza. Quando gioco, quando organizzo, no? Quando faccio un'uscita, quando faccio strada, c'è
un'attività che è fare materialmente strada e c'è un'esperienza che è quello che quella strada ha lasciato dentro di me. Noi dal punto di vista educativo dobbiamo essere consapevoli di questa cosa, di questa differenza. Se no rischiamo di confondere, no? Come è successo all'altra mia figlia, che gli è stato proposto come per lanciare la strada di fare il giro dell'isolato. Anche no. Cioè, l'esperienza non può essere una didascalia dell'attività. Cioè, l'esperienza non è, hai capito che il giro dell'isolato è come la strada? No, non è uguale. Io la strada la capisco quando faccio fatica, quando arrivo in cima a un monte e vedo la bellezza di quello che ho davanti, quando, come è successo a me, a 16 anni in noviziato, ho pestato con un chiodo, no? Mi è venuto un piede così nel root e gli altri mi hanno portato lo zaino, ho capito che si stavano prendendo cura di me. Ecco, non è il giro dell'isolato, sono due cose totalmente diverse. Però noi a volte le confondiamo, no? Le mettiamo insieme e facciamo l'attività e pensiamo che c'è l'attivizzazione dello scautismo. Allora, siccome ho un progetto educativo che mi dice di certi contenuti, poi faccio delle attività e quell'attività cambia la situazione dei nostri ragazzi. Educhiamo al lavoro, certo, abbiamo il progetto educativo, abbiamo fatto l'attività e poi dove sta la palestra? Dov'è l'allenamento, il ripetere le cose? Quante imprese bisogna fare per comprendere appieno, no, l'impegno, il fatto di curare le cose che vanno fatte bene? Quanti giochi bisogna fare per arrivare a dire che le regole vanno rispettate, che è importante giocare in squadra? Quanta strada va fatta per dire che quella strada è davvero ha senso anche per la mia vita? Quanti no? Lo scautismo non è, come dire, la somma delle singole attività che facciamo. Ecco, allora, se dobbiamo fare le attività di fede con il momento fede, io dico, non lo mettiamo a verbale, ma per me è meglio di no. Se dobbiamo fare invece delle cose pensate dentro le esperienze vissute concretamente, a celebrazioni incarnate dentro quelle realtà che stiamo vivendo, a momenti di riflessione, no? Su quello che abbiamo vissuto alla luce della parola. Allora questo è il nostro stile ed è il modo con cui dobbiamo comprendere quelle quattro fasi. Attenzione, quelle fasi non sono le fasi dell'attività scout, se no le capiamo nello stesso periodo, cioè non è che siamo pranzo, siamo in staff, allora c'è il vivere, sì, c'è il... No, non è così, cioè non è che dobbiamo fare, quelle sono le cose che noi viviamo dentro le esperienze scout, è dentro quello che dobbiamo portare l'annuncio di fede. Allora, il primo punto è che dobbiamo cambiare, si parlava di cambiamento, dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare l'educazione alla fede. Questa educazione non è fuori dalle nostre attività, ma sta dentro le nostre attività. Oppure è una cosa diversa, che probabilmente la Gescia oggi ci sta dicendo non ci interessa farlo così. Se non è dentro, non è un modo diverso di fare, non c'è, è ininfluente, non so come dire, non è efficace. Okay. Il secondo punto è l'incontro con la parola di Dio. Ecco, nella vita scout, credo che sappiamo tutti, insomma, abbiamo davvero l'occasione di proporre l'essenziale dell'esperienza cristiana. Quello che nel documento è chiamato il primo annuncio che richiama all'idea del kerigma, no? Quindi l'annuncio che
primo San Paolo ci mostra nella lettera ai cristiani di Corinto e dice: ho annunciato anch'io l'essenziale, no? Io ho annunciato quel Cristo venuto tra noi, sepolto, risuscitato il terzo giorno, e che poi è apparso a Cefa, ai 12 e da ultimo anche a me. Questo è il nucleo della nostra esperienza di fede. Non sta dicendo, non ha detto Gesù è nato a Betlemme a mezzanotte e un quarto e poi, capite, non è la cronaca, ti sta dicendo il senso. Ok. Questo primo annuncio è un primo nel senso di non solo è primigenio, iniziale, ma è anche il più importante, è il primo, è quello a cui dobbiamo sempre riferirci. Ecco, di nuovo, non una storia, una teoria, ma la sua presenza viva e salvifica nella nostra vita. Ecco, allora l'annuncio di fede nel contesto dell'esperienza Scout è un primo annuncio, è un annuncio essenziale, è un annuncio legato appunto alle esperienze e invita i ragazzi a leggere quelle esperienze illuminandole alla luce della parola per comprendere appunto i significati profondi. Io penso che tutta la nostra vita può essere riletta e compresa alla luce della parola di Dio, di quella parola. Ecco, il nostro stare insieme allora diventa comunione, la relazione con l'altro diviene essere fratelli, sorelle, figli di un unico padre. Il senso del nostro impegno si chiama amore per il prossimo. Quindi facciamo delle belle attività, dentro quelle attività ci sono delle esperienze, queste esperienze hanno bisogno di un vocabolario, di un nome, gli va dato un nome. Il coccinellismo italiano lo dice da 60 anni. Cercare il nome delle esperienze. Ci si ritrova, abbiamo vissuto una bella cosa insieme, che nome ha questa cosa? Guardate che è un meccanismo psicologico, lo dicono, no? Se vai da uno psicologo te lo dice sempre, questo è conflitto, questo è gioia. Noi dobbiamo imparare a dare questi nomi. Ecco, la narrazione biblica ricca di riflessione, come abbiamo detto, non è la cronaca, ma è la riflessione su quell'esperienza che è stata vissuta, ci offre queste parole. Allora capite, amore, servizio, amore per il prossimo, cammino, incontro, no? Cioè sono tutte le parole che possono dare luce a quell'esperienza. Quando abbiamo iniziato tanti anni fa a fare una riflessione sulla narrazione nell'esperienza di fede, promossa in realtà ovviamente non da noi ma da un sacerdote salesiano che appunto ha dato, come dire, là questa catechesi narrativa, ecco, la narrazione per non dirci che ci stiamo raccontando quello che ci pare a noi, è proprio questo il punto, la narrazione di esperienze, cioè dare un significato delle esperienze. Se ho un vocabolario che ho ascoltato, che ho vissuto, che ho fatto mio, incarnato, che è quello della parola del biblico, delle narrazioni bibliche, è facile poi capire che quando qualcuno ti aiuta è come, no? Quello che della parabola biblica che aiuta il prossimo. È facile capire che quella persona che sto aiutando è il mio prossimo. Il nome è prossimo, è il mio prossimo. Quando capisco che viviamo insieme, stiamo bene, siamo una squadriglia, ma siamo anche una piccola comunità, e quello è comunità. Ce l'ha fatto vedere Gesù come si fa a fare una comunità. Capite? Allora i nomi
delle esperienze, il vocabolario, senza un nome, le esperienze non dicono, non rivelano nulla. Dico sempre un po' come i bambini, no? Che piangono sia se hanno fame, sia se devono fare la cacca. Sta ai genitori capire qual è il nome da dare a quell'esperienza. Poi quando cresci però il nome te lo devi dare tu. E noi ai ragazzi proponiamo questo, di dare un nome alle esperienze che stanno vivendo. E proponiamo, dal nostro punto di vista, delle esperienze che siano utili per la vita, che siano proprio quelle importanti, quelle essenziali. Ok? Quindi è parola e vita unite insieme. È la vita, è la parola che illumina la vita, che è riletta alla luce di quella parola. Questo è, ci auguriamo che sia per noi l'incontro con la parola di Dio. Poi arriva il domandone, ma che dobbiamo diventare tutti biblisti e teologi? Non abbiamo le capacità. Okay? Io faccio il revisore dei conti, mi occupo di bilanci. Non sono un biblista, ok? Però dice questo documento, la proposta che fa è quella di dire possiamo imparare assieme ai ragazzi a leggere la Bibbia insieme. Il documento inizia con una bella apertura. Siamo in cammino a due, cari ragazzi. Siamo anche noi in cammino. Attenzione, noi non siamo il terzo che si fa prossimo, si fa compagno di strada dei ragazzi. Siamo noi a due con i ragazzi. Poi Gesù nella sua bontà si farà il nostro prossimo e abbiamo fiducia che sarà così. Quindi a due possiamo imparare a leggere la Bibbia insieme, a frequentarla, a cercare in essa dei riferimenti, a utilizzarla, a raccontarla, a conoscerne i meccanismi, a rappresentarla, drammatizzarla, cioè dobbiamo essere immersi dentro questo nel bagno biblico, ci facciamo un bel bagno. Se questo funziona così, allora l'esperienza scout potrà funzionare anche per dare un nome che sia un nome, legato all'esperienza di Dio. Quindi capite che non è un problema di contenuti. Poi è chiaro che bisogna anche conoscere alcuni contenuti, ma il problema è capire se quella parola dice qualcosa a me, alla mia vita. La Bibbia nasce così, nasce da racconti, al fuoco di bivacco, cioè nasce dalla storia vissuta che viene riletta, interpretata, compresa. Così nascono i racconti biblici. Non c'è un grande autore, tanto è vero che ci sono molti racconti che poi si assomigliano, sono simili. I famosi 3 Vangeli sinottici sono quasi uguali. No? E dentro ogni Vangelo a volte ci sono storie che si ripetono, ci sono più moltiplicazioni dei pani e dei pesci. La Genesi ha 2 racconti di inizio, no? Perché? Non è che si sono sbagliati, non è che non l'avevo visto, ce l'aveva un altro, non ero accorto. No, è che sono racconti raccolti insieme, è un compendio di racconti. Perché visto, è un po' vecchiotto, il film su Francesco di Liliana Cavani, ecco lì c'è l'immagine dei fratelli, dei fraticelli assieme a Santa Chiara, un po' il Magnifico, non credo che sia andato proprio così, ma che si raccontano quello che avevano vissuto assieme al padre serafico Francesco. E io me la immagino un po' così.
La Bibbia nasce da questi racconti raccolti da storie vissute, interpretate, conosciute. Ecco, facciamo anche noi questa storia. Quindi facciamo la nostra e immergiamoci dentro il racconto biblico. Ecco, allora il secondo punto di cambiamento è questo del nostro modo di interagire con la parola di Dio. Basta la parola chiusa nella teca della messa domenicale, intoccabile, no? Che non si può, i bambini neanche la possono leggere. Basta, apriamola, portiamo con noi la Bibbia nelle uscite, facciamola aprire ai ragazzi, frequentiamola, fuori dal discorso domenicale. Quello è un momento di celebrazione, ma poi c'è tutto il resto. Ok? Il terzo punto, vedo di chiudere, il terzo punto è questo, cioè il tema della qualità delle esperienze che viviamo. Ecco, io credo che un po' alla luce di quelle cose che abbiamo detto, educare oggi la vita cristiana significa proprio ripensare il perché, il come realizziamo il nostro annuncio di fede, no? Quindi abbiamo detto entrare in confidenza con le esperienze che viviamo, capi e ragazzi insieme. Ricordate che siamo fratelli maggiori, no? Anche se uno come me ha un po' più di anni, ma siamo fratelli maggiori. Il fratello maggiore non è quello che già sa tutto di quella roba, la sta un po' scoprendo con te, ne sa un po' di più, ha fatto magari è già uscito di casa qualche volta la sera e ti dice oh guarda stai attento, no? Oppure dici si diverte e di là è un casino, cioè non sa tutto ma ne sa un po' di più. Ecco, quindi comprendere il senso della vita alla luce di una fede sperimentata, vissuta concretamente. Noi non siamo quelli che dicono Dio ci ama. Noi siamo quelli che dovrebbero sperimentare l'amore di Dio. No? BP ci ha detto di fare una buona azione, non ci ha detto di essere buoni. Come tale non c'è nulla di male a dire devi essere buono. No? Anzi, noi potremmo fare nella chat con il reparto, se c'è una chat con i ragazzi del reparto, tutte le mattine scriviamo ricordatevi di essere buoni. Non è che è sbagliato. È totalmente inefficace. Poi però quando chiedo a uno di fare il bene, cioè di fare una buona azione, ecco, quello è il modo con cui noi proponiamo queste cose. Allora, ecco, il sottotitolo del documento, Emmaus appunto, per educare alla vita cristiana, mette al centro, come abbiamo detto, questo binomio vita cristiana e richiama il tema educativo. Ecco, ora sappiamo tutti e ce ne rendiamo conto che saper esprimere quanto compreso di ogni esperienza, no? Positiva o negativa, insomma, è una capacità che non si inventa in un giorno. Ripeto, non basta un'attività. Mettetevi il cuore in pace, non basta un'attività. È un'attività, è un'abilitazione progressiva, no? Educare, dicono alcuni, è un processo, noi parliamo tanto in questo tempo di sinodo, ecco, è un odus, è un cammino, è un camminare insieme, è un processo, non è un'attività. Ok? E quindi questa abilitazione progressiva per rintracciare la presenza di Dio nella nostra storia è saperla riconoscere ed esprimere. E per fare questo c'è bisogno di noi, cioè della nostra azione educativa. Il documento dice, che me lo voglio leggere perché lo dice in modo molto chiaro, no? Fa un'affermazione che dice: piuttosto che essere preoccupati di fare discorsi, cioè sentite le parole, di fare discorsi che abbiano come obiettivo la conoscenza dei contenuti della proposta cristiana. Io l'ho scritto nero su bianco, ma non è roba mia questa, mi è arrivata dal Comitato Nazionale.
inizio. Non è un tema di discorsi e di conoscenza dei contenuti della proposta cristiana. Piuttosto che questo, offriamo percorsi per esplorare capi e ragazzi insieme i sentieri della vita, riconoscendo che Dio cammina con noi. Questo è quello che dobbiamo fare. Quindi le esperienze che noi offriamo, che proponiamo ai ragazzi, hanno questa finalità. Vi faccio solo notare che c'è il termine esplorare cari ragazzi insieme, no? Questo ovviamente è un tema, non stiamo qua a dire che cosa significa esplorare. Siamo esploratori, ci dice DP, siamo esploratori che si rifanno, diciamo, a quell'immagine che ci dà Gesù nel Vangelo. Siamo nel Vangelo di Giovanni, lui ci dice: io sono la porta. Ecco, sapete, l'esploratore di PP era l'uomo di frontiera, l'uomo che andava oltre la frontiera. La frontiera, noi sappiamo oggi, a volte è un muro invalicabile, è un muro che sta anche in mezzo al mare e si muore alla frontiera. Lì ci dice: c'è un esploratore di pace, dice lui, un esploratore del tempo di pace che va oltre quella frontiera. Ecco, esplorare per noi significa questo. Gesù ci dice: io sono la porta. Fa questa strana, evoca questa strana immagine. Uno poteva dire: io sono il recinto delle pecore, io sono quello che protegge le pecore. No, ti dice: io sono la porta del recinto. Devi passare attraverso questa porta, ma passare vuol dire entrare, ma vuol dire anche uscire fuori. Fuori ci sono i lupi. Capite? Gesù non ci sta dicendo: io vi faccio la chioccia. Ci sta dicendo: io sono la porta, attraverso di me puoi entrare e accedere a questa esperienza vitale, che ovviamente ha i suoi rischi. E torniamo ai due discepoli delusi, dice: ma noi pensavamo che, ma è andata a finire così. Capite? Ci sono dei rischi. Quindi la porta è un momento di passaggio. Ecco, allora a fianco di delle famose fasi, 4 fasi, in questa proposta vengono richiamate 6 dimensioni. Già lo so dove state andando a parare: 6 per 4, 24, difficilissimo. Datemi ancora 2 minuti. Allora, ci sono queste dimensioni esistenziali: simbolica, narrativa, della gravità, dell'alterità, della creatività, della custodia. Sono delle dimensioni appunto esistenziali, cioè è come Gesù, diciamo, è dipinto nei Vangeli, ci raccontano qualcosa della sua esperienza. Possiamo fare anche, per dirci, il gioco, tra virgolette, di guardare a discepoli, al racconto dei discepoli di Emmaus e provare a vedere quali di queste dimensioni ci sono. Io ci vedo sicuramente la dimensione simbolica, no? Quindi dello spezzare il pane, Gesù che viene riconosciuto in questo gesto, attenzione, simbolica, non è il ricordino alla fine delle attività, è una dimensione di simbolo, che unisce insieme 2 cose, una visibile e una invisibile. Ok, dimensione simbolica, tanto è vero che lui poi si rende invisibile, no? Scompare. E in questo vedo la dimensione di alterità. Cioè Gesù si fa compagno di strada, non lo riconoscono, poi lo riconoscono, devono spezzare il pane, ma quando lo riconoscono scompare. Non è catturabile, è altro, è qualcosa che sta oltre me. La dimensione narrativa, ovviamente. Ecco, io ci vedo queste dimensioni. Capite? Gesù, questo discorso delle dimensioni non è gli ingredienti che ci devono essere sempre in tutte le attività, diciamo,
no? Legate all'esperienza di fede. Alcune ci possono essere, altre no, in altre occasioni ce ne saranno altre e le prime no. Bisogna però saperle riconoscere. Allora, bisogna sapere due cose. Noi capi dobbiamo sapere che esistono, che sono dimensioni che ci dicono qualcosa dell'esperienza che vive Gesù, quindi della qualità di questa esperienza. E saperle proporre. Anche ai ragazzi vanno fatte riconoscere e apprezzare. Vi ho raccontato di quell'episodio della mia esperienza sulla strada col chiodo dove ho bucato lo scappone. Ecco, lì io ho sentito l'esperienza della custodia, ho vissuto quella dimensione di custodia. Voi avete 1000 altre storie in cui potete riconoscere altre di queste dimensioni, no? Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare 6x4, 24, 3 dimensioni, 72, per chi più ne ha più ne metta. Facciamo una bella griglia a 12 dimensioni. Ecco, non è questo l'invito. L'invito è dire le fasi sono fasi che stanno dentro l'esperienza scout, ma sono fasi che si ricollegano a un vissuto. Abbiamo preso ad esempio il Vangelo di Luca sui discepoli di Emmaus, ma ce ne sono 1000 di esperienze di questo tipo, no? Dall'Esodo fino ad Apocalisse. E poi ci sono queste dimensioni, dobbiamo conoscerle, proporle, valorizzarle. E le capacità ci aiutano appunto a riconoscere Dio nella nostra storia. Ecco, allora, ultimo cambiamento, dobbiamo cambiare il modo di accompagnare i ragazzi. Quindi allenandoci appunto a cogliere queste dimensioni e a cogliere, diciamo, dentro le esperienze vissute, concretamente vissute. Non c'è la didascalia, non c'è la citazione giusta per questa cosa, non può funzionare così. Non facciamo la condivisione dei panini e poi chiediamo, scusa, com'era quel passaggio, com'era quella storia delle moltiplicazioni dei panini? Non basta, non è così. Quindi, cogliere queste dimensioni dentro la nostra esperienza di vita e cogliendone la ricchezza che esse esprimono. Ecco, da ultimo vi ho riportato questo schema, forse un po' difficile da vedere, comunque è lo schema che è alla fine del documento, che come vedete non è una ricetta, direi piuttosto che è una mappa. Quindi siamo abituati, non è che vi devo spiegare come funzionano le cartine e le mappe, ci sono un po' questi ingredienti, no? C'è da una parte il percorso biblico, poi c'è il tema viene ricordato il discorso del primo annuncio, vengono ricordate le 4 fasi che sono fasi appunto dell'esperienza, del percorso, eccolo qua, sì. C'è la dimensione delle 3 capacità e ci sono le dimensioni che abbiamo commentato poc'anzi. È da tenere insieme questa roba, è da avere presente, no? E da guardarle e, ripeto, non è la formula, non è la ricetta. Sono ingredienti, questo sì, sono ingredienti che sono presenti, dobbiamo riconoscerli, dobbiamo valorizzarli. Ecco, io penso che facendo questo possiamo quindi assumere lo stile di Emmaus per educare alla vita cristiana. Grazie.